Ora siamo in compagnia del professor Franco Cardini, docente di storia medievale all'Università di Firenze e a Parigi di antropologia storica delle società medievali. Quindi un punto di riferimento imprescindibile per la storia medievale e anche per le relazioni con il vicino Oriente. È stato appunto chiamato qui, adesso siamo a San Daniele, ieri eravamo a Maiano per una conferenza tra Europa e vicino Oriente. La prima domanda è appunto questo, se puoi accennare o scegliere insomma qualche esempio tra i più significativi che hai raccontato in questo incontro sulle relazioni tra l'Europa e il vicino Oriente. Sì, è stato un incontro per colpa mia piuttosto lungo, molto lungo, per cui mi limiterò proprio a qualche cenno, ma in realtà le relazioni sono continue. Il mondo antico e medievale fino alla scoperta del Nuovo Mondo è un mondo mediterraneo centrico che gravita profondamente sul Mediterraneo ed è un Mediterraneo allargato che quindi arriva da un lato fino al Mar Nero e addirittura fino al Mar Caspio, perché Don e Volga erano navigabili e quindi con poco si poteva riuscire proprio a partire con un vascello dalle colonne d'Ercole, da Gibilterra e arrivare fino ad Astrakhan o a Baku, cioè ai grandi empori del Mar Caspio, il che vuol dire che insomma il mondo era grandissimo ma era tutto concentrato su questa realtà mediterranea che è un grande motore economico, culturale, e quindi è difficile guardando a queste cose, nonostante le guerre che ci sono state, le divisioni e tutto il resto, è difficile non guardarle come a un mondo unico dove naturalmente le culture sono differenti ma si intrecciano continuamente, si confrontano anche violentemente qualche volta, ma in fondo si sente che la cultura è un albero che ha un tronco solo, anche se le fronde sono innumerevoli e immense. Un mio caro amico, che è anche un grande studioso, e lo dico tranquillamente, anche se è molto più giovane di me, che è Alessandro Barbero, recentemente alla televisione, che è un mondo che lui domina molto bene, ha definito le crociate una guerra civile mediterranea. Io trovo che è una definizione molto azzeccata, naturalmente accanto alle crociate, perché noi siamo abituati a pensare alla crociata solo sotto il profilo della guerra. Bisogna mettere anche invece altri aspetti che sono complementari rispetto alla crociata: il commercio da un lato, il pellegrinaggio dall'altro e la comune origine monoteista praticamente sia dell'ebraismo sia dell'Islam e sia del cristianesimo. Questi sono gli ingredienti che fanno sì che le varie civiltà, che danno l'impressione di cozzare fra loro, in realtà siano molto armonicamente collegate. Senti, visto l'argomento appunto trattato ieri, risulta automatico quasi, insomma, pensare a uno dei testi da te scritto, il volume su Gerusalemme, pubblicato dal Mulino e presentato anche da Istoria a Venezia l'anno scorso, dove c'è il tema del pellegrinaggio, però del pellegrinaggio cristiano, sì, a Gerusalemme, ma anche di quello islamico e persino di quello per gli ebrei. Quali le differenze e le identità? Beh, bisogna partire proprio da quello ebraico, che è forse il meno noto, il meno conosciuto, anche quello meno esternamente propagandato, diciamo così, ma che è l'elemento costante, anche la misura. Nel mondo ebraico esiste la dimensione dell'Aliyah, soprattutto dopo la diaspora. Aliyah letteralmente in ebraico significa la ascesa, la salita verso il monte, perché la città santa di Gerusalemme si pone sulla cima di una montagna. Questo non è del tutto vero dal punto di vista orografico. Gerusalemme è costruita su un sistema di 3 o 4 colline che raggiungono al massimo gli 800 metri, però è vissuta simbolicamente come una
Civitas in monte posita, dice la Bibbia, la città posta sul monte, quindi si va alla città, si ascende alla città, si sale, il che comporta fatica, comporta sforzo, comporta pericolo, comporta una quantità di elementi e arrivati al centro, nel santuario, ci si sente finalmente giunti in un'altra dimensione esistenziale, che è la dimensione della vita eterna, il che vuol dire che il pellegrino trova in Gerusalemme la sua patria e con essa la sua pace e sente che la sua vita è stata un pellegrinaggio incessante da una terra straniera, che paradossalmente è quella in cui lui è nato e di cui lui si sente cittadino, fino alla vera patria. Su questo modello si esemplifica il pellegrinaggio cristiano, a partire probabilmente addirittura già dal I secolo, con la differenza che i cristiani non cercano il loro centro nella Gerusalemme del Tempio, ma la cercano invece nella Gerusalemme del Tempio alternativo, diciamo così. Nel Tempio degli Ebrei si adora l'unico vero Dio, ma il Dio che cercano i cristiani è lo stesso, ma è lo stesso che si è incarnato, che è stato crocifisso, che è risorto, che è asceso al cielo, e quindi il Tempio è il luogo che ha visto questo momento culminante della storia della redenzione, che è appunto la resurrezione, quindi il sepolcro vuoto, vuoto per ovvi motivi, come del resto era vuoto lo stesso Tempio di Gerusalemme, era abitato soltanto, dicono gli ebrei, dalla Shekinah, dalla presenza santificante di Dio, ma da niente che fosse immediato, concreto. Il sepolcro vuoto che la imperatrice Elena scopre, secondo la tradizione, intorno alla quale l'imperatore Costantino, quindi siamo nel IV secolo, costruisce una grande basilica, è il centro del pellegrinaggio cristiano. I cristiani non vanno a Gerusalemme come spesso facevano gli ebrei per restarci e per morire, in maniera da essere pronti il giorno del giudizio, della seconda venuta di Cristo, a risorgere nella valle di Giosafat e aspettare il giudizio. I cristiani lo fanno, soprattutto nei primi secoli. Poi prevale la tradizione secondo la quale si torna a casa, evidentemente, ma il momento del pellegrinaggio resta comunque il momento definitivo dell'esperienza di vita del credente. Lo Hajj musulmano è ancora un'altra cosa. Hajj viene da un termine che significa camminare, ma può significare anche danzare, può significare girare attorno, e tutto questo perché nel pellegrinaggio musulmano, nell'ultima parte del pellegrinaggio musulmano, quando si arriva ai santuari della Mecca e soprattutto a quello che costituisce la Santa Pietra Nera, la Kaaba, si fanno una serie di movimenti rituali che sono la danza, la corsa, il getto di pietre, la cosiddetta lapidazione di Satana, e il pellegrinaggio musulmano è costituito fondamentalmente dal movimento, per questo si chiama Hajj, e l'elemento saliente è proprio la dinamica. Si arriva alla Mecca, si fanno una quantità di operazioni che sono a loro volta dinamiche, addirittura molto rapide, molto veloci, poi si ritorna. Ecco, nel mondo musulmano la dimensione del morire vicino al luogo del pellegrinaggio non c'è, perché pur vedendo in Gerusalemme una delle principali città sante dell'Islam, le vere città sante dell'Islam sono fondamentalmente la Mecca, il luogo della Santa Pietra portata dall'Arcangelo Gabriele sulla terra, e Medina, che è il luogo nel quale è stato sepolto il profeta Muhammad. Quindi mentre cristiani ed ebrei hanno motivo di restare in Gerusalemme fino alla morte, perché è lì, a Gerusalemme, che si svolgerà il giudizio universale, per l'Islam, che conosce una escatologia leggermente diversa, questa tradizione del raggiungere il luogo del pellegrinaggio e lì morire
per aspettare poi la resurrezione, evidentemente non esiste. Non perché non esista la fede nella resurrezione, questa esiste ed è fermissima, ma non è collegata alla valle di Giosafat come invece per i cristiani e per gli ebrei. È una delle molte significative differenze tra le tre fedi abramitiche, che nel loro complesso sono concordi ma che hanno delle distinzioni al loro interno. Parlando di pellegrinaggio, non è un caso che il professor Cardini sia stato invitato da Istoria e dagli amici dell'Ospitale proprio in questi giorni in Friuli a Maiano. Infatti, nel progetto di rinascita dell'antico ospitale di San Giovanni di Gerusalemme a Maiano c'era l'idea di creare un centro di studi, a cui però mancava un presidente ed è stato prescelto uno storico davvero speciale. Il centro di studi che aveva lavorato con un centinaio di incontri, no, in questi anni, che era comunque rimasto sempre senza farsi vedere troppo, coglie l'occasione dell'arrivo di Franco Cardini dopo 5 anni e da questa promessa di questo incontro, di questo convegno, e quindi il centro di studi si presenta alla comunità. E a questo punto viene anche, si segna questo momento con una offerta al professor Cardini di diventare primo presidente di questo centro di studi, affiancato da 2 studiosi importanti a livello regionale, il professor Giampaolo Gri, veramente importante in quanto docente di storia, di tradizioni popolari e di antropologia culturale, e Angelo Floramo, forse il più importante medievista a livello regionale, conoscitore della storia locale, ma soprattutto delle sue relazioni nordiche, le sue relazioni balcaniche e vicino orientali. E mentre il professor Franco Cardini firmava la nomina a presidente del Centro Studi San Tommaso, abbiamo incontrato un monaco melchita del Patriarcato Melchita di Gerusalemme, proprio qui all'Ospitale, che è tornato evidentemente a diventare un nodo di incontro tra Occidente e vicino Oriente. Io sono Padre Jacques, sono francese, un monaco melchita del Patriarcato Melchita di Gerusalemme. Vivo in Terra Santa, in Palestina, no? Da quasi 38 anni e quindi vivo prima di tutto come monaco, ma anche al servizio un po' di una popolazione che vive attualmente nel disagio dell'occupazione militare israeliana, e anche sono in Terra Santa dopo un percorso che è anche di unità delle chiese, di ricerca di una pace che attualmente è difficile, ma perché come diceva il Papa Giovanni Paolo II, non c'è pace senza giustizia, e io penso che oggi è questo che è importante, capire le cause che hanno portato a questo conflitto in Medio Oriente, che oggi è anche il tema centrale della politica internazionale, no? Quindi io sono là come un semplice servitore al servizio proprio della pace. È stato proprio il centro di tutta la mia vita, della mia spiritualità, del mio anche pensiero, ma anche della mia cultura, a cui sono nato anche in Francia, una cultura di tolleranza nella mia famiglia, no? Dove c'erano incontri di tutti i tipi, avevamo amici musulmani, ebrei, cristiani, e quindi in questo spirito oggi
dobbiamo ritrovare proprio le nostre radici cristiane, perché molto spesso oggi parliamo di radici cristiane. Le radici cristiane sono radici di pace, non radici di intolleranza, e oggi penso che, come dicevo a diversi incontri, oggi bisogna abbassare i toni, ma non solo i musulmani, ma anche i cristiani, anche gli ebrei. Dobbiamo ritrovare la radice della nostra vera spiritualità e religiosità, che va al di là delle differenze. E io penso che oggi, come nel passato, sono i problemi politici e qualche volta legati alla religione, ma che usano la religione per il loro proprio fine. Allora oggi sono contento di essere qui e anche di essere con persone anche informate sulla situazione internazionale, e vorrei dare un po' questo tocco di spiritualità e anche di vera religiosità, che incontro con Dio ma anche incontro col fratello, di qual che sia parte che sia. Bene. Grazie, grazie. Io stesso sono stato per quasi 4 anni un pellegrino a piedi, andando a Santiago di Compostela, a Fatima, e poi anche prendendo anche il bastone di pellegrino per andare fino a Gerusalemme. E io posso dire che sono contento di essere venuto qui nel Friuli, dove c'è una tradizione con il Patriarcato di Aquileia, un incontro intenso c'è stato qui tra Oriente e Occidente, e io penso che qui ho ritrovato forse questa missione che avevo preso già a Gerusalemme, riportandola anche nel Friuli, dove abbiamo questa associazione che organizza, ma non solo organizza nell'aspetto economico, ma organizza per dare lo spirito, il vero spirito del pellegrinaggio verso Gerusalemme, anche verso l'incontro delle culture tra l'Oriente e l'Occidente. Oggi forse più che mai abbiamo bisogno di questo incontro, e io penso che qui questa missione, questo ospedale di San Tommaso, penso aver ritrovato anche questo motto iniziale della mia vocazione. E io vi ringrazio tutti, proprio anche al Franco Cardini che è venuto, e ho scoperto che proprio è lui che sarà un po' quello che sarà il motore di questi incontri, anche motore di questo pensiero sul pellegrinaggio, che è anche incontro con le culture. Dopo questo speciale riconoscimento al professor Franco Cardini, torniamo proprio a lui per continuare questo approfondimento su Occidente e Vicino Oriente. Oggi è evidente la difficoltà di comprensione tra il cosiddetto Occidente e il mondo islamico. Quello che però ti voglio chiedere è: queste incomprensioni c'erano sicuramente anche nel Medioevo, cioè c'erano comunque dei commerci, c'era anche una pacifica convivenza con l'Islam, ma appunto come convivevano Occidente e mondo islamico nel Medioevo? Beh, fra Occidente e mondo islamico c'è, diciamo così, un'annosa partita di giro. A partire già dall'VIII secolo i musulmani si affacciano all'Europa, che noi chiamiamo la parte dell'Europa che noi chiamiamo l'Occidente, perché forse quando noi pronunziamo la parola Occidente pensiamo a un'Europa che è quella occidentale e centrale, che è molto collegata agli Stati Uniti d'America e al Canada, eccetera, ma che non è troppo collegata con quell'Europa che invece è più vicina all'Asia e guarda all'Asia. In altri termini, quando noi andiamo a Istanbul oppure quando andiamo a Mosca, sentiamo di essere in città che in un modo o nell'altro sono europee o collegate strettamente all'Europa, però nessuno di noi le definirebbe occidentali. E non certo perché a Istanbul e a Mosca oggi si viva in un modo diverso dall'Occidente, perfino a Pechino o a Canton si vive come in Occidente, ma perché l'Occidente per noi significa un'altra cosa, significa il mondo romano-germanico che verso la fine del 400 ha avuto una sorta di esplosione tecnologica, politica, militare, economica, e che quindi ha
ha partorito un mondo diverso e nuovo. Quando noi diciamo Occidente, nel mondo contemporaneo intendiamo fondamentalmente la modernità. Nel mondo medievale ci sono certo fra cristiani e musulmani degli attriti. I musulmani conquistano una parte del Mediterraneo occidentale, quindi la Sicilia, la Spagna, eccetera. Gli uomini del Medioevo occidentale rispondono con le crociate, poi arrivano i turchi ottomani e questo comporta nuove tensioni, nuove guerre, nuovi pericoli, ma nello stesso tempo si ha con l'Islam un'abitudine a commerciare, un'abitudine a comprendersi, una coscienza di una certa omogeneità culturale e spirituale che nasceva dal monoteismo abramitico, di cui cristiani e musulmani sono compartecipi e sono perfettamente consapevoli di esserlo. Oggi tutto questo è cambiato, non perché sia stato eliminato, perché la gente se ne sia dimenticata, anche se molti se ne sono dimenticati e non lo sanno. Oggi le cose sono cambiate perché in questo momento l'Islam è attraversato da un vento di mutamento, di rinnovamento, anche se si vuole, nonostante le apparenze di ritorno all'arcaicità. Il fondamentalismo musulmano è un movimento modernista, perché in realtà il leitmotiv, l'elemento fondamentale dei gruppi musulmani che sono più chiaramente, più fieramente anti-europei, a differenza dei musulmani che noi chiamiamo moderati, che invece desiderano avere con l'Occidente un rapporto armonioso, un rapporto fecondo, i fondamentalisti sottolineano tutto quello che l'Occidente moderno ha commesso in termini di violenza, in termini di esproprio, in termini di privazione della libertà, eccetera, nei confronti del mondo musulmano. Quindi oggi c'è dal lato dei musulmani una forte rivalsa storico-politica nei confronti dell'Occidente, che è accompagnata alla consapevolezza che l'Occidente in qualche modo si è allontanato dalla sacralità originale, mentre l'Islam pretende di avere conservato questo tipo di sacralità, e tutto questo crea una situazione che ha permesso da alcuni studiosi, alcuni politici, di affermare che siamo in una fase di scontro di civiltà, che è un'affermazione che di per sé è molto contestabile. E senti, tu hai pubblicato un volume nel 2004 dal titolo L'invenzione dell'Occidente, nel quale sottolinei come ad un certo punto si è enucleato appunto il concetto univoco di Occidente, che esclude il rapporto dell'Europa in continuità naturale con altre parti del mondo. Sì, in che senso invenzione dell'Occidente? Evidentemente l'Occidente, di cui si parla, non è il punto cardinale, e non è nemmeno il riferimento al punto cardinale che è usato nella cultura romana o nella cultura cristiana occidentale, appunto europea, la cultura che si serviva del latino come lingua fondamentale, che aveva il proprio riferimento nella Chiesa romana. Questo è l'Occidente medievale. Bene, questo Occidente subisce una mutazione profonda tra la fine del 400 e gli inizi del 500. I segnali di questa mutazione sono fondamentalmente tre. La scoperta del nuovo mondo, quindi presupposto della scoperta del nuovo mondo un incremento vorticoso delle invenzioni e delle scoperte, che sul piano appunto della navigazione, per esempio, consentono agli europei di arrivare fino all'attuale America e poi di arrivare fino all'Asia, ma passando da Occidente e tutto il resto, e al tempo stesso la coscienza di una rottura rispetto al mondo precedente. Rottura che era già viva, coscienza della rottura che era già viva durante l'umanesimo, quando Lorenzo Valla scopre che la donazione di Costantino in realtà non appartiene al IV secolo, ma appartiene all'VIII secolo. Valla può fare questa scoperta perché la sua coscienza e conoscenza filologica
lo invita a concludere che il rapporto tra l'antichità e l'età, che per lui è quella presente, si è spezzato in qualche modo, che l'antichità è finita, che quindi se si vuole riconquistare la civiltà della cultura antica bisogna tornare coscientemente ad essa ed evidentemente rinnovarla. Questo è l'elemento di rottura rispetto al mondo antico che fa sì che con lo sviluppo poi degli ultimi secoli l'Europa occidentale si sia sempre più saldata a questo elemento euro-occidentale che invece si stava radicando sempre più nell'America, soprattutto negli Stati Uniti d'America, e la modernità da europea sia in qualche modo diventata atlantica e quindi sia diventata una modernità che si allontanava sempre più dalla solidarietà con l'Asia, che era stata invece il connotato fondamentale del Medioevo. Quindi la modernità si potrebbe definire un processo attraverso il quale l'Atlantico si restringe profondamente fino a diventare un rigagnolo che separa concettualmente naturalmente l'Europa dall'America e dagli Stati Uniti, mentre invece le sponde del Don o le sponde del Volga o le sponde del Nilo si dilatano, oppure il Bosforo se si preferisce, si dilatano fino all'estremo limite, perché il mondo afroasiatico antico rimane legato a ritmi e a dimensioni culturali che sono quelli tradizionali, mentre in Occidente, in Europa prevale, appunto fra l'Europa e il continente americano, prevale un vorticoso movimento di rinnovamento. E questo è l'elemento fondamentale del distacco della solidarietà eurasiatica e della crescita invece della solidarietà occidentale. Giampaolo Gri, antropologo e storico udinese, già direttore del CIRF. Nel suo intervento si sono evidenziate le relazioni tra Friuli e Vicino Oriente attraverso gli spunti offerti appunto dalla cultura popolare. Può chiarirci il peso di Gerusalemme nell'immaginario popolare e in particolare nelle orazioni di tradizione orale friulana o negli scongiuri? Sì. Nella tradizione orale Gerusalemme resta non tanto come riferimento astratto, come simbolo astratto come forse nei trattati teologici, ma ci sono singoli elementi, particolari elementi di Gerusalemme che diventano emblematici. Così la pietra dell'unzione, ad esempio, che uno ancora oggi può ammirare all'interno o può venerare all'interno della Basilica del Santo Sepolcro, compare forse in Anna Susanna, che è la più classica delle orazioni di tradizione orale in Friuli. Nel caso degli scongiuri c'è un problema un po' più complesso, che non è solo la presenza, il richiamo a Gerusalemme, alla santità, al mondo antico, al mondo della Bibbia, ma c'è il problema di una relazione fra i rituali dentro cui gli scongiuri si inserivano e i rituali ebraici, i ricchissimi rituali della tradizione ebraica, in particolare i rituali di purificazione legati con l'acqua, legati all'acqua, legati a San Giovanni Battista, al solstizio d'estate. C'è anche il tema dell'identità plurale che lei ha scoperto proprio in questi testi. Sì, c'è la conferma, gli antropologi ci hanno lavorato per decenni sul tema dell'identità e poi uno prende un testo popolare e scopre che la gente che viaggiava, gli emigranti in particolare, sapevano benissimo che tutti noi abbiamo una identità stratificata, un'identità aperta, un'identità plurale, per cui si è molte cose e di volta in volta uno decide a seconda delle situazioni che cos'è in quel momento, se è europeo, se è italiano, se è friulano o se è di Vinaio o di Ovaro. Sì, c'erano viaggi di molti tipi, nel senso c'era il pellegrinaggio ma c'era anche l'emigrante, quello friulano, che faceva il tessitore in Medio Oriente oppure le baglie in Alessandria d'Egitto.
Certo, queste sono due tipologie di emigrazione che hanno legato il Friuli al Medio Oriente o all'altra sponda del Mediterraneo, sulla quale in questi anni una tipologia di emigrazione per le quali c'è stata una ricostruzione abbastanza accurata. I tessitori dalla Carnia che sciamavano un po' in tutta Europa, soprattutto le balie da latte. Ecco, questo fenomeno, quando Alessandria d'Egitto, dopo l'apertura del canale di Suez, è diventata una città multiculturale, ricca, potente, dove si insediavano famiglie ricche, e c'è stata un'attrattiva per le donne, per l'emigrazione femminile, un'attrattiva immediata, e il fenomeno delle lisciandrinche, delle alessandrinche o delle alessandrine, ecco, delle donne che lasciavano il paese, il proprio paese, le proprie case per andare a fare le balie ad Alessandria d'Egitto, è rimasto un fenomeno ancora vivo nella memoria delle persone fino agli anni 60, 50 e 60. Angelo Floramo, direttore della Biblioteca Guarneriana dove ci troviamo, lei è anche storico medievalista. Ieri ha trattato il tema del patriarcato di Aquileia e della sua vocazione balcanica. Il patriarcato di Aquileia era enorme nella sua estensione geografica, comprendeva anche l'Istria, era impossibile, lei ha affermato, praticare una sensibilità religiosa senza trovare un linguaggio comune, e nel suo intervento ha parlato addirittura di una koiné aquileiense. Potrebbe spiegare questa affermazione? Una koiné culturale, perché Aquileia, appunto, come lei diceva, aveva un'estensione territoriale enorme che andava dal lago di Como al Balaton, passando attraverso l'alta costa adriatica, e la mescolanza di popoli, di tradizioni e di culture rendeva inevitabile la necessità da parte di una Chiesa evangelizzatrice di individuare degli elementi comuni, o comunque di ritrovare nella cultura di queste popolazioni degli appigli affinché il cristianesimo potesse divenire elemento di comunicazione e di vocazione. Per questo si venne a istituire un vero e proprio terreno fertilissimo di miti, di culti, di sopravvivenze, di reinterpretazioni che attingevano a secolari vicende che divennero poi il nervo incredibile, magnifico e straordinario della spiritualità aquileiese. Senta, ci descriverebbe qualche immagine medievale dei vecchi rituali e suggestioni che mostrano chiaramente questo mescolamento della cultura friulana, balcanica e del vicino Oriente? Ce n'è uno particolarmente affascinante che ha a che vedere con una mescolanza di antichi riti paleoslavi acquisiti dal Patriarcato di Aquileia ed è confermato da un elemento toponomastico, cioè dal nome del paese. Parliamo di Trava. Trava nelle lingue slave vuol dire erba, e a Trava esiste tuttora una pieve alla quale venivano portati i bimbi nati morti, che quindi non avevano avuto l'opportunità di essere battezzati, e secondo la teologia dell'epoca le porte del paradiso non avrebbero potuto dischiudersi per loro. Venivano portati a Trava e attraverso un rituale sciamanico, condannato addirittura dal Santo Inquisitore nel 1600, quindi ebbe una durata enorme, secolare, il bambino veniva fatto rinascere giusto per il momento in cui gli si potesse impartire il battesimo, dopodiché poteva finalmente tornare a morire. Ovviamente era una sorta di liturgia molto particolare che aveva a che vedere con delle sensibilità sciamaniche che ritroviamo dalla Slovenia medievale alla Croazia medievale fino addirittura ad arrivare in terra siberiana, quindi è davvero un elemento tipico di alcuni rituali arcaici del mondo paleoslavo che evidentemente Aquileia aveva fatto propri e utilizzava, come si diceva prima, per trovare un linguaggio comune con le genti che evangelizzava. Senta, ieri eravamo a Maiano, oggi invece ci troviamo in un suo feudo perché siamo nella biblioteca, proprio all'interno della biblioteca guarneriana a San Daniele, dove abbiamo portato anche il professor Franco Cardini. Angelo Floramo, come è nata questa biblioteca, il fondo della biblioteca guarneriana? Guarnerio d'Artenia sembra nato a Zoppola o a Portogruaro, ci sono stati poi anche altri apporti?
Sì, nasce appunto in virtù di questo personaggio straordinario che fu Guarnerio, che nel corso della sua esistenza, che non fu lunghissima perché il suo arco cronologico va dal 1410, non ne siamo nemmeno troppo sicuri, fino alla data della sua morte, che è il 1466, non fece altro che raccogliere libri, raccoglierli, farli trascrivere e costituire una delle biblioteche più grandi e più importanti dell'epoca, che volle donare alla comunità dei San Danielesi nel 1466, di fatto istituendo una delle prime biblioteche pubbliche d'Europa e quindi del mondo. Questo è un elemento importante, la cultura non più come qualche cosa da conservare e custodire gelosamente senza che altri se ne possano arricchire, ma come viatico di conoscenza e quindi aperto a chiunque. Senta, prima lei è riuscito a stuzzicare l'interesse del professor Cardini con manoscritti molto rari. Ha cominciato con un libro sulla regola di San Benedetto. È il manoscritto più antico che qui è conservato, precede l'anno 1000, probabilmente del IX-X secolo. È una regola che, secondo alcuni studiosi, nasce in un monastero femminile del patriarcato di Aquileia. Questo lo si evince da alcuni elementi interni. È pregevolissima, è finamente miniata ed è un testo che ha più di 1000 anni di storia e quindi racconta con una voce millenaria quella che è stata anche l'influenza delle abbazie benedettine nella nostra regione, che non dimentichiamolo hanno anche importato il vino, il buon vino, la ribolla in maniera particolare come vino di messa, che è rimasta un po' nel tessuto così della nostra sensibilità di friulani. Certo, e senta, ci sono anche delle Bibbie dell'undicesimo secolo provenienti dallo scriptorium lateranense. Sì, sono concomitanti alla nascita del patriarcato, perché quando l'imperatore Enrico IV, scomunicato dal Papa, scende a chiedere perdono nella celebre vicenda di Canossa, trova qui in Friuli la protezione armata del patriarca Sigeardo, per cui siamo nel 1077. Al ritorno in Germania lui feliciterà questa fedeltà del patriarcato istituendo un principato. Nasce quindi il patriarcato come principato. Questa Bibbia bellissima è la risposta del Papa, che vuole invece dimostrare la grandezza di Roma, la grandezza del pontefice rispetto all'imperatore, commissionando agli opifici del Laterano la realizzazione di queste Bibbie enormi. Si chiamano atlantiche perché sono grandissime, con dei capilettera grandi tanto quanto la pagina, e dovevano essere un monumento, dovevano essere quasi un monito. La parola di Dio, di cui il pontefice è l'unico vicario e rappresentante in terra, è più importante anche delle parole di un imperatore. Senta, torniamo su questa relazione Occidente vicino Oriente, con una terza Bibbia, quella detta bizantina del XII secolo, con questo splendido corredo miniato che presenta proprio il collegamento anche con la chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Sì, è un bel ginepraio, tanti storici si stanno affannando nel tentativo di capire che cosa sia esattamente questa Bibbia. Va per la maggiore l'interpretazione che sia nata prima del 1187, lo sappiamo perché è l'epoca in cui Saladino riconquista Gerusalemme, quindi questa Bibbia viene trasportata in Occidente di nuovo, e pare sia nata proprio nello scriptorium di Gerusalemme, miniata da artisti di origine bizantina o comunque dell'ambito del Mediterraneo sudorientale, finemente miniata. È veramente una raccolta di immagini splendide e preziose. Bellissimo anche il codice dell'Inferno di Dante. Sì, tra l'altro un omaggio al professor Cardini perché nasce nel convento dei Camaldolesi di Firenze, perlomeno a livello dei suoi miniatori, e Bartolomeo da Frosino era il maestro di Ambrogio Traversari, quindi è proprio la scuola dei miniaturisti fiorentini ed è uno dei codici più antichi della Divina Commedia e le prime miniature sono pregevolissime, sono bellissime ed è anche un codice finemente commentato e glossato, sia in volgare che in latino. L'ultima curiosità con la quale ho voluto appunto stuzzicare l'interesse del professor Cardini è un misterioso trattato di geomanzia. Sì, nel cartiglio iniziale si parla addirittura di trattato di necromanzia ed è un testo molto misterioso, estremamente raro e particolare, perché in effetti diventa una sorta di manuale per interrogare
i punti di energia della Terra. Nel mondo antico si riteneva che la Terra fosse, non erano del tutto lontani dalla verità, un essere vivente lungo il quale si trovavano dei nodi di energia, da dove poi venivano costruiti i templi, i cerchi di pietra, gli edifici di culto. E questo testo va ad indagare i punti sensibili della Terra. Chiaramente era considerato un testo proibito il fatto che fosse custodito nella biblioteca di Giusto Fontanini, che era addirittura arcivescovo, rende assolutamente curiosa e intrigante la cosa. Senta, questa biblioteca è piccola, però è anche a margine, insomma, delle grandi città, però è ricchissima di testi rari, molto rari, introvabili direi, ed è anche stata soggetta a delle interessanti vicende come la rapina dei francesi nel Settecento. Sì, è una prima grande iattura per la biblioteca, forse l'unica, per fortuna. Quando arrivò il generale Monge, il conte di Pelouse, inviato da Napoleone in persona, per capire che tipo di tesori si trovassero in questa biblioteca che era già ben nota. Il generale Monge ebbe la sfortuna di incontrare il bibliotecario dell'epoca, il bibliotecario Coluta, il quale finse di essere smemorato, finse anche una sorta di momentanea pazzia, un raptus di follia, si dice avesse strappato la coccarda tricolore dal cappello del generale e quindi tenne nascosto il luogo nel quale i libri erano stati celati, tranne purtroppo quelli che in quel momento stava esaminando ed erano molto belli e preziosi, che attualmente si trovano alla Nazionale di Francia. Bene, la ringrazio e invitiamo tutti a venire a visitare i tesori di questa piccola ma preziosissima biblioteca. Grazie ancora. Grazie a voi, vi aspettiamo.